La strada verso la Coppa vede un grande ostacolo da una parte e dall'altra e l'ostacolo, quello più temuto della giornata per fortuna, è passato. Amici di Sportisili, ben trovati allo stadio Alicauli di Piana degli Albanesi di fronte a San Giorgio Piana e Athletic Club Palermo, big match dell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Per servire Scalisi, la sfera è per Pietro Balistreri. Il cross di Chinnici, poi Miliziano, limite dell'area, cerca luce per il tiro, la trova. Pallone fuori, primo tentativo della partita, lo firma Vincenzo Miliziano. I due under scelti da Chinnici oggi giocano entrambi sulla stessa corsia. Palla in verticale, la posizione è giudicata regolare e allora si può involare verso la porta! E trova il gol dell'1-0, il San Giorgio Piana che sblocca la partita con la zampata vincente da parte di Salvatore Maltese. Uomo con Balistreri sul primo palo, la battuta di Valenca, questa volta la palla arriva, la colpisce Giuliano, non la colpisce bene però, occasione potenziale, anzi era Flores per l'Athletic. Nel corso della ripresa elencherò anche le panchine, qui intanto Flores carica il sinistro, in qualche modo Sisei, non arriva Matera, ma attenzione all'azione che prosegue, Tomasello all'1 contro 1, tiro ribattuto. E Valenca che fa viaggiare Mazzotta, la prima sgroppata della sua partita, allunga la falcata, l'ex Catania che mette in mezzo, in acrobazia è riuscita a intervenire Graci, poi altra conclusione di Flores, palla fuori. Mazzotta prova ad uscire palla al piede, accelera perché di campo ne ha e allora sprinta Mazzotta. Sul secondo palo c'è Di Gaudio, cercato proprio quest'ultimo, forse con un pizzico di ritardo, infatti riesce a chiudere cintura, poi conclusione da parte di Matera sforbiciata, blocca la Minsisei. Tutti raccolti presenti in 20 metri, fischia l'arbitro, Valenca la allarga per Di Gaudio. Di Gaudio con il cross, secondo palo, colpo di testa di Sangaré sulla traversa, palla che rimane lì e alla fine sarà calcio d'angolo, ma che occasione per l'Athletic. Giochinici. Barriera con 4-5 elementi per l'Athletic, un paio a disturbare, la rincorsa di Chinnici, palla fuori, sembrava in traiettoria comunque Romano. La battuta verso l'area, colpo di testa e la palla che finisce in rete, ci ha pensato Giuliano, come spesso accaduto l'anno scorso, a togliere le castagne dal fuoco. Pareggio Athletic Club Palermo. Cambio che non riesce ma subentra nell'azione anche Cantus. Al limite Cantus, il tocco largo, Miliziano propone il cross secondo palo, Maltese! Ha scheggiato il palo di testa Totò Maltese ad un passo dalla doppietta. Miliziano intanto propone questo cross lungo sul secondo palo, il controllo, Balistreri calcia, leggermente ostacolato, para Romano. E occhio dall'altra parte con il lancio per Spinola che la fa scendere, calcio subito, palla fuori di nulla, occasione da una parte e occasione dall'altra. Valenca, Mazzotta, scucchiaia per Bongiovanni che riesce ad arrivare, Spinola! Il gol è buono ed è un'altra perla del centravanti dell'Athletic che passa in vantaggio a tempo scaduto e 2-1 all'Alicauli. Sono in 6 adesso in area per il San Giorgio perché si è aggiunto Alaimo. La palla messa in mezzo, colpo di testa, blocca Romano e ci ha provato ancora Maltese. Avanza Sinagra contro Sangaré, la tiene, si accentra, Sinagra ancora, mette verso l'area, non può arrivare Maltese. E per l'arbitro va bene così, l'ha vinta alla fine l'Athletic Club Palermo con una rimonta importantissima e pesantissima ai fini del doppio confronto, finisce 2-1 all'Alicauli contro un ottimo San Giorgio Piana, piegato neanche a dirlo da Lio Spinola.